Nella giornata odierna, sopralluogo dall'assessore regionale Riccardo Riccardi, nelle zone colpite nel tardo pomeriggio di ieri dal maltempo. Dopo il sorvolo, a bordo dell'elicottero della Protezione Civile, per documentare visivamente e immortalare i danni, l'assessore ha proceduto all'incontro con i vari amministratori locali di Gemona del Friuli, Resiutta, Rese, Arta Terme e Socchieve per una riunione tecnica per valutare la prima stima e elaborare successivamente i primi interventi destinati. Intanto dal comando regionale dei Vigili del Fuoco fanno sapere che dalle 8 alle 15 di oggi il personale dei Vigili del Fuoco di Gorizia ha eseguito una decina di interventi per i danni causati dal maltempo. Assieme al comando di Pordenone sono una decina di interventi eseguiti, tra i quali la messa in sicurezza del tetto di un capannone a Spilimbergo, che ha impegnato, oltre alla squadra ordinaria, l'autoscala e l'autogru. Nei comandi di Gorizia e Pordenone la situazione sembra tornata alla normalità e al momento non si registrano chiamate in coda. Sono invece 35 gli interventi che nell'arco della mattinata sono stati svolti dal personale di Udine, dove c'è ancora una coda di un centinaio di interventi e qualche richiesta continua ad arrivare alla sala operativa del comando friulano. Rimane l'allerta meteo diramata dalla Protezione Civile regionale, per la quale tutti i comandi dei Vigili del Fuoco della regione e la sala operativa della Direzione regionale del Friuli Venezia Giulia sono pronti ad intervenire, disporre spostamenti di uomini e mezzi tra un comando e l'altro o richiedere il supporto di squadre da fuori regione.